Due quarti, no, due quarti. Tunte, tunte, tunte. No. Tunte, tunte, tunte. Fa uno basso e uno acuto. Tunte, 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 perché volevo fare il reading del dottor Lo Sapio. Beh, sarebbe una cosa bella. Diciamo, lei ha scritto il tanti dottor Lo libri del Sapio resto. non sa come funziona un reading, pensa che una poesia va suonata come gli stornelli, no? Perché io lo so. Bello. Beh, se sono poesie popolari, folcloristiche, Allora perché a no? Silvia tipo no, adesso io non so neanche una poesia a memoria. Vabbè, dagli tacco, dagli punta. Dottore, non ci perdiamo. Siamo pronti per andare in streaming, siamo già in streaming e questa è una cosa eccezionale. Allora, dottore, lei si rende conto della responsabilità? È il primo collegamento che facciamo di questa nuova stagione qui, da quello che non è neanche più il beneficio delle officine ferroviarie, perché lei mi ha insegnato. Però sembra uguale, diciamo, la location. Anche il nostro programma sembra uguale, ma lei mi diceva che invece... No, il Abbiamo programma delle non è novità. uguale. Tante. Infatti. Allora, C'è la scatola magica. allora diciamo che è cambiata la dicitura del locale. Il locale si chiama adesso Officine Ferroviarie. Un taglio anche lì, diciamo, un po' più tagliato, un po' Officine più ferroviarie, officine così uno può pensare sia una carrozzeria, ecco, sia un qualsiasi. Ormai si dà per scontato. Credo che abbiano fatto bene a togliere è un taglio più alto il anche. suffisso birreria. Si sa che ormai quasi poi sa che adesso comunque il locale è sempre sito a Corso Sommeliere 12, dove il cavalcavia raggiunge l'apice, quindi siamo nel punto più alto. Top of the hill. Ci sono state Beverly Hills di Intanto zona. non vi stupite, non è che Frido è diventato più giovane e bello. No, è col mare che è risuccessa questa cosa. Ecco, è il nostro nuovo amico, compagno di viaggio, ovvero la famosa supplenza. la supplenza. Diciamo il supplente perché inizio anno, sai, le cattedre ancora. Abbiamo un supplente, ma un supplente egregio, quindi Martino insieme a noi, perché poi ci sono novità, ma che spiegheremo. A me non piace anticipare. Non vuole anticipare nulla, però possiamo dire che avremo anche un ospite stasera che anticiperà quello che succederà la prossima settimana. Esatto, io voglio solo dire che il livello si è alzato, ecco, noi non potevamo rimanere inchiodati a quello che sono stati meravigliosi. Io guarda, sono venuto solo per avere la visione di questa bellissima collaboratrice, bravissima e preziosissima, che voi non vedete, non la vedete perché in sala. Però Mao stavo dicendo, noi non potevamo rimanere a quel livello che per 4 anni abbiamo calcato. Siamo stati a un ottimo livello. In che senso? Perché volevamo cambiare, diciamo, no, volevamo alzare, salire. alzare l'asticella. Quando un atleta che cosa fa? Tende ad alzare, no? Se no uno salta sempre 1,50 m, invece noi vogliamo arrivare anche a 3 metri. Fuori di metafora, cosa vuol dire però questa cosa? E allora vuol dire che si cresce. Si cresce, brava. La metafora è la crescita. La decrescita, è qua, vero. la crescita. Siccome La ricrescita. siccome come uomini non sempre ci è dato modo di crescere, almeno come programma tentiamo di fare alziamo la cosiddetta alzata. E allora avremo ogni programma avrà un tema. Il tema. L'unica cosa che posso come a scuola. Come a scuola, bravo, perché posso anticipare il tema della serata, devi scrivere, vabbè, qua che è un tema abbastanza non semplice da trattare. E cosa c'entriamo noi? Esatto, perché lo dobbiamo fare noi, scusi? Non è sempre, però a noi le sfide piacciono alto. Scusate, sono anche un po' raffreddato, però le sfide abbiamo alzato. Emozionato, No, non sono per niente emozionato, ma sono convinto di quello che stiamo facendo. Bene. Abbiamo alzato l'asticella, il tema, come diceva, è spinoso e ostico, però noi abbiamo voluto iniziare con un tema che sono le migrazioni. Le migrazioni, le degli inni animali. e gli emi, le transumanze. e le emi. In e output. Esattamente, le migrazioni. Ma di che cosa? Degli animali, delle specie? Non voglio anticipare altro, non mi faccio Parleremo anticipare. di botanica, parleremo.
Possiamo dire almeno che ci saranno anche delle cose, adesso ci sarà una scatola magica, delle la cose scatola magica, interattive, guarda Va bene, però bisognerà non cercare di aprirla. No, perché deve dire tante cose? Noi Vabbè, dobbiamo solo un'anticipazione. Caramelle ci sono sempre. invogliare il pubblico a venirci a trovare questa appunto. sera al Boffi, al birrificio, non No, è più no. all'Offi. Che poi la gente si confonde. Esatto, all'Offi, alle officine All'Offi, ferroviarie. le officine ferroviarie, corso Sommeliere 12 a Torino, l'indirizzo è sempre lo stesso, si mangia ottimamente, quindi vi aspettiamo per cena e dopo la cena ci sarà l'appuntamento con roba forte, con delle novità, perché ogni settimana ce n'è una nuova, ovvero 15 bisettimanale roba forte, bisettimanale sarà questa serata particolare che l'abbiamo voluta A chiamare tema. Canzonanto. Vabbè, adesso magari dobbiamo ancora Stiamo decidere il parlando di nome. canzone, che adesso abbiamo ancora se l'è inventata Ma, adesso, dottore, diciamo comunque che avremo anche degli ospiti, stasera avremo un professore, perché verrà Giorgio Olmotti, visto che lei sta dicendo questa cosa qui, che ci sarà un taglio alto, diciamolo almeno che c'è. C'è No, Giorgio Olmotti che verrà ormai Olmotti, Giorgio Olmotti, Olmotti. Giorgio Olmotti che verrà a spiegare anche Questa cosa nuova che vogliamo Canzonando, fare, no? questo Canzonando, perché lui adesso, vi prego, cerchiamo. Ma come si soffia il naso adesso? Ma dottore? sì, Dobbiamo ma fare- è un'anteprima comunque, No, questa è la capito, fase, questa è Perché- l'anteprima, sì. è la fase perché- privata, esatto. stanno Ma entrando era nel nostro raffreddato, privato. sono cioè. raffreddato. Ah, ho capito, è raffreddato. Va bene, ma perché Canzonando non vi piace come... Ma sono questi Perché gerundio Canzonando così. sembra una presa in giro. E invece no, No. il gerundio, perché c'è cantando se tu stai cantando. Cantando, è chiaro. Canzonando, Invece se stai cantando una canzone canzonando. diventa un canzonando. Vabbè, diciamo. Perché canzoniere, è quello, cantando- perché esatto, al limite c'è un cantando puoi canzoniere. cantare che ne so, un Canzoniere. jingle, un inno, un'opera, ma non una canzone. non Ah, vedete quello è che- canzonando, lei specifica che proprio Canzonando l'atto quando di cantare. canta una canzone. Ho capito, questo- effettivamente, va bene, ho capito dottore, questa è un'ottima precisazione che lei ci fa, la terremo a mente per questa serata che appunto è la prima. di La questa- prima dedicata alle migrazioni, immigrazione e immigrazione. È importante esserci perché il taglio l'abbiamo alzato. L'unica cosa che si riesce ormai a alzare in questo banco, a parte È il Mattia, è il taglio. Adesso lei Sì, non ma parli, sarebbe parli per andare, lei, poi, voglio dire che c'è Adesso lei parli si per fa lei, un ho po' capito. più di fatica ad alzare. Va bene. Comunque Mao, concedimi anche questa battuta pecoreccia. Ecco, Mi piacciono molto, bene, mi dai, piacciono. buttiamo- Non le fa mai. buttiamo- Come no? Non le fa mai, di fatto non le fa mai. Vabbè, non le faccio Non mai, le fa ma, mai, ma dovresti ogni- spingere di più. Questo, se vabbè, posso darti- ma non è si lascia non è andare, il mio no? territorio, Lo so, non è il mio il territorio. dottore, non è il no, suo dottore. Sì, non è suo territorio. Ma lei mi sta stuzzicando con sta chitarra per quale motivo? Ma perché magari ha detto Stuzzichina. canzonando, ha specificato cosa vuol dire canzonando. Ma non cantare. cantiamo più su roba forte, abbiamo poi una serata dedicata Ah, alla sì, canzone. ma non stia Vabbè, così con le ma no, manine, mamma stia mia, tranquillo, vabbè, anche per invogliare la gente come fosse una sigla, visto che sto aspettando roba forte, visto che cominceremo tra pochissimo qui appunto alle officine ferroviarie. Intorno alle 21, Veniteci a quindi trovare. venite per vi viene a cena, già dalle 20 si cena, Esatto. venite perché sennò poi fate sempre in ritardo, noi siamo qui dalle 6 Esatto. che vi aspettiamo e voi arrivate alla Voi beata dite che ora, facciamo ecco. tardi noi, Vi invece sto già sgridando, Sì. va bene. Poi tante novità, ci saranno comunque tante novità, vi aspettiamo numerosi, c'è anche Mattia, come sempre Lobu, Mao, Olivato, Bruno, ecco l'accoglienza dell'Offi, l'officine ferroviarie, e ci sarà anche Spiripicchio con lo sfratto, residente in via Lombroso, ricercando una dimora, si poneva pensieroso, non sapendo come fare in quel luogo dimorare, chiede allora informazione che a ogni soluzione. Che accordo era quello? Era un disaccordo. si metta subito, ma Accordando. sempre lì che Io sono un professionista, sono un professionista. Dai, redacco, dai. Punta quando è buona la sora, sunta dalle de punta, dalle de Alla fine siamo andati in basso. Pecoreccio, Bravo. pecoreccio. Vi Abbiamo alzato. aspettiamo numerosi, livello alzato, livello alzato, livello alzato.